Buon venerdì amici di DTV, ultima puntata della settimana, ma vi ricordo per le repliche o se volete rivedere una puntata che avete perso di seguire il nostro canale YouTube, quello di DTV, e anche andare sulla nostra pagina Facebook in cui trovate curiosità e anticipazioni della nostra emittente, che come sempre vi ricordo è l'emittente televisiva più giovane, fresca e innovativa che c'è in tutta l'Emilia Romagna, ma secondo me non solo qua. E allora, venerdì, puntata dedicata al nostro nuovo amico Alan con le sue stories. Vi lascio in sua compagnia e della sua ospite di questa settimana, un'esperta dei cosplay che passa sotto le sue grinfie. A tra poco. Buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata di Fusion Stories. Anche questa sera a presentarvelo sarà il nostro grande Bonzo, presentatore eclettico, lo vedo già. Bonzo, ci sei? Dai, fatti avanti, Bonzo! Come sei vestito, Bonzo? Sono fichissimo. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, bentornati. Cos'è? Che cos'è? Non so, Goldrake. È che sono più aerodinamico così, capito? Ah, ok. Comunque, bando alle ciance. Signori, benvenuti a tutti a una nuova puntata di Diffusion Stories. E questa sera direte, cosa c'ha in testa questo qua? Per me qualcuno l'ha già capito, però lo diciamo perché non si sa mai. Questo, signori, è l'elmo di Kiki. Eh sì, l'elmo di Kiki. Comunque alcuni continueranno a dire Chi è Kiki? Chi è Kiki? Sono qua per raccontarvelo insieme a chi? Pulciando, spiluccando, smanculiando per la rete, ho scoperto questa ragazza che come hobby, sai cosa fa? No. Fa il cosplay. Tu sai benissimo cos'è il cosplay. Devo dire, che cos'è? Oh, è la stessa cosa che ho detto io. Che cos'è il cosplay? Però era molto molto interessante. Una forma d'arte particolare, una forma d'arte nuova, giovanile. Una forma d'arte che parla di che cosa? Di anime giapponesi, videogame, quello che riguarda la fantasia o giocata o vista. Ah, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Allora ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, la canzone giusta. Oh certo, Andrea ce Bene, l'ha. signori, ho il piacere di presentarvi la bravissima e grandissima Chiara Gondoni! Ciao Chiara! Ciao! Ciao! Pollo! Vai! Non combina online. Su dai, racconta quello che tu fai agli abitanti di questa città. Sento Pollo, ma non combina guai. La beniamina di tutti gli dei degli abitanti di questa città. Sento. Bravi tutti, Ciao Chiara, bravi tutti. ciao. Chiara! Ma Ciao. stai benissimo, stai benissimo. Adesso dobbiamo incominciare ancora a parlare, però già a livello, diciamo, scenico, direi 10 più. 10 più. Grazie. Va bene, comunque sia, partiamo. Ciao Chiara, diciamo chi è Chiara Gondoni. Io parto sempre così, voglio prima spiegare ai nostri amici a casa chi abbiamo il piacere di avere. Allora, io sono una normalissima ragazza. Bene? Che uno prima chi te lo dico di sì, dice, beh, insomma... Normalissima, sì, insomma. Fantasiosa sicuramente, mettiamola Ecco, così. vabbè, sì, quello sì. Poi dunque, ho 20 anni, Mm, vado a lettere moderne, frequento lettere moderne all'Università di Bologna. mm. Vabbè, Ci vai con gli occhi rossi? no, con gli occhi ok, rossi no, senza anche occhi perché rossi. dopo un po' fanno un po' male. Onestamente, poi niente di speciale. Ho il moroso che mi ha accompagnato qui oggi, ringrazio. Salutiamo, un applauso al moroso che è dietro le quinte. Ciao, Raffa. Anche perché se la tua morosa va in giro con degli autoreggenti, ci andrei dietro anch'io un attimino per vedere la situazione. Bravissimo, sì, hai fatto bene. No, sono brava. Sì, no, beh, comunque sì, non sono bravi gli altri, non è che se non sono bravi. Volevo Comunque, dire, continuiamo. volevo specificare. E poi niente, faccio questo hobby nel tempo libero, cioè ormai è un lavoro, non è che sia proprio tempo Però libero. incuriosisci così, Nel senso che è un hobby che permette di, diciamo,
magari guadagnare qualche soldino, cioè se bravo e impari a fare delle cose, fai dei costumi anche per gli altri. Benissimo, Però guarda, mi magari hai già ne parliamo incuriosito a manetta, quindi partiamo per dire, come si chiama questo hobby? Cosplay, Cosplay, e da che cosa deriva questa parola? da costume e play. Costume play, ok, quindi Ok. già così da prima acchito uno che sente questa parola dice interpretare il costume, cioè descrivimelo. Allora, esattamente è costume e play interpretazione. Praticamente si prendono, si sceglie un determinato personaggio appartenente al mondo, manga, anime, videogiochi, film, personaggi storici. C'era uno un po' di anni fa che si era vestito da Garibaldi, insomma. Da per Garibaldi, dire. vedi? Sì, Beh, per insomma. festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia l'anno scorso a Lucca Comics, per esempio. Quindi vedi, io pensavo che diciamo, questo hobby, questa professione, mi hai anche detto, quindi comunque sia questo modo di interpretare fosse rilegato ai personaggi giapponesi. No, invece è nata in Giappone con i personaggi giapponesi, però mano a mano che si è estesa nel resto del mondo come hobby, si è cominciato a fare soprattutto anche fumetti americani, Marvel e DC, poi personaggi storici chi vuole. Comunque è partito dal mondo della film, fantasia, un buon sì, mondo. sempre mondo della fantasia. Ok. Costume play, ma è stato inventato in Giappone, quindi? Sì, diciamo che l'origine è in Giappone, essenzialmente in Giappone c'è proprio una cultura, la gente va vestita per la strada come i personaggi Addirittura? dei manga, anime giapponesi, poi ci sono tutti i vari stili che sono un po' ispirati, per esempio il Gothic Lolita. Questo e l'avevo cose così. già sentito, però non pensavo fosse rilegato al costume play, al cosplay. Nel senso che ci sono molti personaggi che vestono Gothic Lolita in alcune serie. Sì? Per esempio anch'io ho fatto un personaggio che veste Gothic Lolita. Aspetta, cerchiamo di Infatti spiegare ai nostri amici a casa che cos'è il Gothic Lolita. Il Gothic Lolita è uno stile Che giapponese. ci stai dando una mitragliata di notizie e noi siamo un po' così, vedo l'ora È che- uno stile giapponese sempre, tutto basato su pizzi, merletti, tutto vestito di nero, però diciamo è una versione molto dolce e romantica di quello che sarebbe il Gothic I giapponesi sono occidentale. molto sentimentali, molto sensibili. Molto meditativi anche. Sì, esatto, sì. Ma dunque, va bene, costume play, più o meno abbiamo capito che cos'è. Come si svolge il costume play? Questo è il bello, perché è questa la cosa, cioè arrivare a questo, cosa ci vuole, cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto, come ho detto, si sceglie un personaggio di qualsiasi ambito, possibilmente che sia somigliante fisicamente della serie. Non faccio Boa Hancock perché non sono alto 1,80 m e non ho la quarta di te. Boa Hancock chi è? Boa Hancock Aspetta, adesso arriviamo, prima voglio capire chi è Boa Hancock. Aspetta, chi è Boa Hancock? è un personaggio di One Piece. Ah, beh, è Presente. vero, hai ragione, Ecco. vedi, mi mancava. Beh, comunque sì, però deve avere un'attitudine fisica, Sì, diciamo. devi avere Cioè, un'attitudine fisica, diciamo Valeria Marini come ideale di attitudine fisica per Boa Hancock, però vabbè. a parte questo. sì, un prototipo, ok. E poi devi avere, vabbè, ok, l'amore per il personaggio e poi devi iniziare a costruirti il costume. E lì comincia il lavoro tosto, se E diciamo, lì ci no? sono tre scelte, nel senso, Tre. la prima sarebbe imparare le varie tecniche, farsi il costume da soli, cioè imparare a cucire, magari farsi aiutare da qualcuno, ma Come avevi detto, possibilmente poco. mi avevi già accennato, la prima linea è faccio io. Faccio io. Ok. Poi imparo a usare i vari materiali che possono essere il forex, legno, plastiche, insomma di tutto. Fai da te, insomma, con Sì. i materiali di riciclo si cerca di creare il costume, Sì, insomma. sì. Oppure si può commissionare le cose a chi è più bravo di te e lì magari ci può essere una partecipazione del tipo io scelgo le stoffe che tu devi usare, Addirittura. per esempio, però dopo sei tu che devi lavorare, l'altra persona, quindi non è molto nello spirito secondo me del cosplay. E la terza ipotesi... Ho visto che hai scritto delle cose un po' arcigne su questa cosa, che c'è Sì, un io po' di... ce l'ho leggermente un pochino... Sei un po' arrabbiata con questa gente qui, ok? Sì, perché tu vai a una fiera e ti trovi loro che, insomma, si Un po' vantano di bislacchi. avere questo super costume, magari se lo sono comprati su eBay. Per una come te è una su eBay- pugnalata al cuore, una cosa del genere. Però la cosa positiva è che alle gare grosse, per esempio Lucca Comics, così un costume comprato si nota, i costumi comprati comunque o sono sbagliati o sono di pessima o costano tanto in più. Molte volte sono sbagliati, per esempio quello di Harley Quinn. Che è anche puntigliosa, perché se si sbagliano è un casino, ragazzi. Sì. E niente, non puoi fare delle super armature, non puoi comprare delle super armature da eBay, cioè sono brutte. Non ci sta, te le devi fare tu. Cioè, la fatica è anche questo. Sì, cioè, è insomma, anche farsi il gusto, costume, diciamo. Certo. Poi dopo niente, scelto si incomincia a fare il costume, se ci se lo compra, eccetera, eccetera. E poi dopo di questo personaggio si sceglie, diciamo, un'interpretazione, cioè ci si studiano le mosse. Qui arriva il play. Arriva il play, sì.
si studiano tutte le mosse, per esempio gioco a un videogioco. Sì. E c'è tipo il prossimo personaggio che devo fare io, che deve stare sempre così, praticamente, e quindi io dovrei combattere tutto il tempo e stare ogni tanto così ferma. Cioè, dopo quindi un c'è anche po'. proprio una ricerca per poter essere più, Sì. diciamo, più veritiero possibile, Sì. ecco, sì. Questa che addosso sto indossando io, quando sta in piedi, più o meno sta sempre così. Me la fai vedere un attimo, sono curioso, la posizione, Cioè? perché sono... Cioè, tipo come deve stare? Fai No, vedere? deve stare semplicemente, lei sta così, trotterella. Bigellonando, insomma, Sì, bigelloneggia. praticamente Ok, sì. ok. Ha niente di super speciale. Però è una sua caratteristica, È una quindi sua devi farlo. caratteristica, ogni personaggio deve, ogni cosplayer deve appunto fare una caratteristica del suo personaggio, Sì. deve interpretarlo al meglio. La terza via, insomma, l'avevamo più o meno... Quindi Sì. siamo arrivati al punto che si interpreta, e dopo cosa c'è? Una giuria? Dopo dipende, perché nel senso il play deve esserci comunque sempre una certa interpretazione, ti costruisce anche la tua scenetta in cui col playback, parlando dal vivo, che magari però non è proprio il massimo perché l'audio non è sempre... Che miseria, ma io non pensavo che foste così precisini, ma complimenti. No, no, perché sai, uno dice, vabbè, va lì si veste. No, no, c'è proprio dietro... No, allora dipende a che livello lo vuoi fare, cioè lo vuoi fare perché sei così con gli amici O e come- ti piace, oppure o lo come vuoi vuoi fare far tu, per le in maniera gare. proprio... Sì. E allora dopo puoi andare a un raduno, tranquillissimo tra amici, come ho detto adesso, a una fiera del fumetto, a girare in fiera, ti fai fare le Con tue la foto. cumpa, si va con la cumpa Con la e si cumpa, fanno- con i portaborse, di solito sono i morosi, gli Portaborse schiavetti, sono... eccetera, così. C'è qualcuno che dà la mano, Dice ok. di no, però va Ok. bene. Oppure si partecipano alle gare, di solito dentro alle fiere. E la giuria E la valuta... giuria, di solito composta da cosplayer più bravi, dai disegnatori di tali fumetti, Ah. eccetera, eccetera, decide in base al costume, molto in base all'interpretazione anche, chi vince. Chi vince e chi non vince. Praticamente ci sono miglior cosplay maschile, femminile, miglior costume, eccetera, eccetera. La miglior giarrettiera, no? Miglior Cioè- giarrettiera, No, non si sa mai. Guarda, adesso io voglio guardare insieme a te 2 o 3 foto dei Sì. tuoi costumi, perché ne ho viste alcune davvero, ma mano sul cuore, complimenti, perché fare di costumi così, ecco, guarda questo mi dici chi è per piacere, perché io sono un po' indietro a livello di videogame. Allora, questo è il primo che ho fatto interamente da sola. Ed è stato il secondo anno che ho fatto cosplay, sono quasi 5 anni che faccio cosplay. Però, E l'ho portato a Luca Comics nel 2010, è stata una fatica allucinante. ma ci credo, guarda che roba, bravissimo. Invece questa qui, diciamo, con questo attrezzino comodo da portare in giro. Con questa qui la voglio Questo è un mettere qui davanti. personaggio di un videogioco, Sì. si chiama Juliet Starling e il videogioco è Lollipop Chainsaw. Praticamente è una... Conosci Nicola, vero? Sì, no. No, ok, va bene. No, io l'avevo sentito nominare questo. Praticamente è una cheerleader che ammazza degli zombie con la motosega. Beh, chi non esce di casa con una motosega spacca? Bella anche questa, Con questa è una gran tanto di bella altro. foto. Questo era sul palco di Rimini Comics l'anno scorso. Dove ti stavi facendo giudicare dalla giuria? No, perché lì non c'è la giuria, purtroppo sono gare senza competizione, cioè l'hanno tolta e quindi niente. Ho capito. Lì era una intro, diciamo, una intro di un gruppo romagnolo che si occupa di organizzare queste fiere senza più la gara. Ok, beh, questa come l'ho vista l'ho riconosciuta subito anch'io, meravigliosa. Questa chi è? Dillo tu. Rapunzel della Walt Disney. Con questa, diciamo, ci lavoro. Ci Questa lavori? Ci lavoro, Questo però è esattamente. interessante. In che senso ci lavori? Nel senso che faccio l'animatrice per bambini in modo autonomo e ho iniziato e soprattutto porto questo costume durante appunto le feste dei bambini, le feste di compleanno, li faccio giocare e insomma Meraviglioso, faccio meraviglioso. animazione perché giustamente adesso lavoro non si trova. Sì, davvero, non me ne ero accorto. Eh. Ultimamente si fa così bene. Non mi vogliono neanche fare la cameriera, no, la barista, com'è? no, e cosa, no, la parrucchiera, men che meno, guarda che capelli che ho. Ok, comunque sia, dico, beh, questo è anche un motivo per... io poi penso che un bambino che si vede arrivare ad avere la perunza con i capelli lunghi così, si illuminano Sì, gli le occhi, dai. bambine sì. Beh, immagino, è bella sta cosa. Beh, invece questa qui, diciamo... questa qui Questa è, diciamo che andiamo su un altro genere. Un po' più così, ecco. Me la spieghi questa qui? O... È una cattiva, diciamo, sì, una cattiva di un manga anime, appunto, One Piece, lei si chiama Califa. Ah, è Califa questo, davvero? Ma pensa a te, cioè, così vagamente me la ricordavo, però ecco, diciamo che sì, È la l'occhio cadeva segretaria su, sexy su della altre cose. CP9 ok. praticamente. Bene, l'ultima invece, questa qui con la mela, chi è? Questo è il primo personaggio in assoluto che ho fatto. Il primo? Sì, ed è Misamane nel 2009, l'ho portata nel 2009 a Lucca. Misamane è un personaggio di Death Note
E Death Note è appunto un manga anime giapponese che parla di un ragazzo che scrivendo su un quaderno praticamente può ammazzare le persone. Lei sarebbe la tipo sua più o meno morosa che sfrutta, insomma c'è tutta una storia dietro, è molto avventura. Il fatto che la cosa bella, anche secondo me, dei nuovi anime, a prescindere da tutto, però incominciano ad esserci storie veramente elaborate, storie, cioè, capito? Te le leggi, mazza bella sta cosa, capito? Cioè, hanno del succo, capito? Allora, e poi l'ultimo, signori, gran finale, questa standing ovation, perché quando l'ho vista ho Questo detto... sapevi prima Questo è Kiki il di Dragon caschetto. Ball, che assolutamente io... L'ho fatto in un giorno. Ma io per curiosità sono andata a vedere, l'hai fatta tra l'altro benissimo, perché... sì, cioè diciamo vabbè, di sì. a livello diciamo, visivo richiama totalmente come era vestita Kiki da piccolina. L'ho ecco. fatto usando dei materiali semplicissimi che sono la cartapesta, un reggiseno poi ricoperto e soprattutto per quel caschetto che avevi prima l'ho fatto partendo da un vaso da fiori, di quelli di plastica, ritagliato, aggiunto con la materassina da palestra e dopo ricoperto di nuovo di stoffa e tutto. Semplice ma efficace, guarda, bravissimo. Applausi. Lei, no, infatti, ma guarda, adesso voglio entrare in merito a sta cosa perché è interessante. Cioè, c'è gente che col cosplay ci campa, cioè proprio a Ci livello... campa no, però ci cava su due soldi, cioè nel senso ci sono le supermodelle, ad esempio, facciamo due esempi, Jessica Nigri, vabbè, che è una americana che diciamo è molto osannata, anche perché fa tutti i personaggi un po' scoperti, allora sai com'è. Che strano che la usano perché Giorgia è scoperta. Giorgia Vecchini uguale, comunque, che è un'altra cosplayer italiana che anche lei diciamo fa la modella, adesso è stata assunta come modella anche proprio dalle case che producono videogiochi eccetera per promuovere. Insomma, detta schietta, è un bel topone che si veste, ecco, perché sai, influisce parecchio come hai detto, sai, no, ecco, vediamo così. Poi vabbè, uno può scegliere magari di fare l'animatrice come faccio io sfruttando i vari costumi, però magari quella è proprio una via alternativa. Oppure può, diciamo, fare i costumi, se impara le tecniche, fare i costumi per gli altri. Io per adesso, quest'anno, ho 4-5 cosplay miei da fare e altri 4-5 per altri ragazzi, infatti non so come fare, è una settimana che lavoro. Pensa a te. No, guarda, ti ripeto, tanto di cappello perché cioè, una persona che riesce a trarre comunque sia, oggigiorno ci vuole, anche un profitto su queste cose, si lavora divertendosi, penso che sia lo scopo di ognuno di noi, no? L'ultima cosa, quali sono i professionisti? Cioè nel senso, quando è che si va in una gara e lì il livello è alto? Cioè da che cosa si capisce? Allora, ti faccio un esempio banalissimo del Romix dell'anno scorso, che il Romix è diciamo, la gara dove viene eletto in Italia chi andrà al WCS, che è il World Cosplay Summit in Giappone, come rappresentante dell'Italia, e hanno vinto due costumi semplicissimi, proprio semplici, 3 metri di altezza. Addirittura, pensa a te. Che erano Mazin Kaiser e Goldrick. Quando vince Goldrake bisogna sempre fare un applauso. Ed erano perfetti, sputavano loro fiamme, fuoco, laser, di tutto. Allucinante. Però sono due signori, di cui uno è un mio amico, Andrea Vesnaver, ciao. Ciao Andrea! Che praticamente però fanno anche come lavoro un po' gli elettricisti, fanno, insomma, mi pare di aver capito una cosa così, e quindi si sono destreggiati a creare tutti i vari effetti scenici, i vari effetti di luce, hanno fatto un'interpretazione che era così. Allucinante, no? Sì. Ma guarda, è bello, veramente, non so più come dirlo, ma bello che si arrivi a certi livelli anche semplicemente con una body art, che chiama così comunque sia, Sì, il cosplay, sì. chiamiamolo cosplay. L'ultima domanda, se qualcuno ti vuole contattare, se si è impagliato, come si dice, voglio provare anch'io, dove ti può contattare? Allora, Allora. cellulare non lo lascio. No, lasciamo. Mail, che se no lo segnano tutti qua, casino. No, vabbè, allora su Facebook, cioè io non sono una di quelle che si fa il sito online, tutto no. Il buon vecchio Facebook. Anche perché non so fare, ci ho provato una volta, visto che bisogna pagare, lasciamo stare. Che già non ne ho di soldi. Il buon vecchio Facebook, allora, mi hanno cancellato il contatto già 3-4 volte, comunque va bene. Chiara Kiki Gondoni, Kiki in mezzo è KI, oppure ho la pagina che è Kiki, KI, sempre cosplay. Perfetto, guarda, abbiamo detto più o meno quello che era interessante dire ai nostri amici a casa. Siamo arrivati purtroppo alla fine, cara Chiara, siamo arrivati alla fine. Comunque io, come faccio di solito ormai in questa trasmissione, lascio un pensiero finale. E conoscendoti su Facebook mi sono accorto ancora di più di una cosa, che l'arte
può essere davvero dappertutto e in qualsiasi situazione. Io questa, credimi, ma non te lo dico per farti un complimento perché sono veramente obiettivo, questa è arte. È un'arte che magari molti non sanno, non colgono, comunque è arte, perché creare una cosa del genere richiama un'emozione. E come dicevo nella puntata scorsa, l'arte è anche emozione, soprattutto emozione. Quindi che voi facciate dei vasi, ve li mettiate in testa, che voi facciate dei costumi meravigliosi, che voi giochiate a ping pong con delle palle d'acciaio, qualsiasi cosa che per voi è arte ed è riconosciuta come arte, ma soprattutto che vi fa star bene, fatela, ma con tanta passione. Io voglio salutare la nostra amica Chiara, sei stata gentilissima, ti do anche un bacio. Grazie davvero. Molto gentilissimo anche te, anche voi, ringrazio tutti. Salutiamo i nostri campionissimi, i brillanti Sparti, alla prossima! Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciando mi dirai, forse tu mi bacerai, ma se vuoi dirmi di sì, non devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando io verrò, dimmi quando, e baciando mi dirai. Lo vuoi dire te? Non sai le parole. Ciao Chiara, ciao Bonzo, alla prossima. E allora grazie ad Alan e grazie alla sua vittima, no diciamo ospite, insomma secondo me un po' vittima. E grazie anche a voi per essere stati con me anche in questa settimana di Diffusion. Vi do appuntamento a lunedì, ma voi fate i bravi, rimanete con noi durante tutto il weekend. Io ogni tanto torno. Ciao!